Natale 2025 davvero per tutti, il Comune di Cagliari c'è, tanti bonus da 100 euro alle persone che ovviamente hanno difficoltà economiche o che non raggiungono un certo ISEE e molti eventi solidali. Assessora Anna Puddu. Sì, una serie di iniziative tra pubblico e privato, nel senso che l'amministrazione si è messa appunto in rete con le tante associazioni che hanno reso possibile questa iniziativa, che hanno come obiettivo proprio quello di rivolgersi alla generalità della popolazione con un'attenzione particolare però alle persone in condizioni appunto di fragilità. Quindi appunto persone anziane che spesso hanno una pensione minima che non consente di soddisfare i bisogni essenziali, uno fra tutti appunto avere l'opportunità di fare appunto una spesa appunto dignitosa. Sono diversi i casi proprio di segnalati appunto di anziani che faticano per una pensione sociale che non supera gli 800 euro ad arrivare appunto a fine mese, quindi è importante comunque cercare di dare proprio un contributo in termini proprio di sostegno anche rispetto a delle persone, consentendo loro almeno di trascorrere le feste natalizie in serenità. I numeri della crisi anche a Cagliari città sono in aumento. Sono appunto in aumento il costo ovviamente dei beni primari e quindi questo un incremento appunto dei costi degli affitti con di fatto l'impossibilità di tanti anziani appunto di riuscire appunto ad arrivare a fine mese. Quindi l'amministrazione è attenta rispetto ovviamente alle misure in essere a livello appunto regionale, a livello appunto nazionale e quindi ha voluto dare proprio attraverso questi contributi economici fare un gesto simbolico che vada in questa direzione. Anche perché mi sono arrivate delle segnalazioni che nel 2025 fanno quasi gridare e urlare vendetta, ovvero anziani anche che cercano dentro i cassonetti della spazzatura o vestiti o addirittura cibo. Sì, come dicevo, appunto, molte persone hanno difficoltà spesso appunto a rivolgersi appunto ai servizi appunto per diverse appunto resistenze e quindi è importante appunto riportare appunto l'attenzione rispetto ad alcune pensioni che non consentono di godere di uno standard di vita che sia considerato accettabile. Il messaggio è uno, il comune c'è. Il comune appunto c'è, l'assessorato è a disposizione appunto e a servizio di tutti i cittadini. Di fatto riceviamo appunto quotidianamente, appunto io personalmente appunto i cittadini anche senza appuntamento, quindi siamo a disposizione e a servizio della città, dei cittadini, ma soprattutto delle persone che sono in condizioni di fragilità.